Movimento 5 Stelle, di cui è vicepresidente, Stefano Patuanelli, anche lui nel nostro studio di Roma. Ben trovato. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ricordiamo, già Ministro dello Sviluppo Economico e dell'Agricoltura. Le leggo, Patuanelli, un po' dei dati che ha snocciolato Foti. Allora, 416 obiettivi raggiunti su 416 programmati, 660.000 progetti finanziati, dei quali oltre 550.000 conclusi, 100.000 in fase avanzata di realizzazione, 9 rate assicurate per 166 miliardi di euro complessivi. Insomma, messa così, con questi numeri, questi sono tutti quelli belli, no? Che sono quelli ovviamente del ministro Foti, le cose sembrano essere andate bene, bastano per poter dire che il PNRR è stato un successo. PNRR che, ricordiamo, è stato pensato, voluto e richiesto durante il governo Conte. Intanto faccio una premessa, io faccio il tifo per l'Italia, Certo. mi auguro che davvero ci sia in questo ultimo rush finale la capacità di chiudere, forse non tutto, ma insomma la stragrande maggioranza dei progetti del PNRR. I dati che da Foti sono quelli reali, non è che sono inventati. Certo è che molti degli obiettivi raggiunti sono quelli di riforme o di norme o di, diciamo, di contesto, non tanto i cantieri, perché i cantieri finiranno in questa fase qua, è normale che sia così, era previsto così. Non tutte le misure sono ancora in corso, nel senso che alcune misure sono sostanzialmente terminate, anche di realizzazione di interventi. E credo che però, noi dobbiamo fare un ragionamento su cosa è successo in questo periodo, cosa ha comportato avere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e cosa ci aspetta da adesso in poi. Sì. Io credo che senza il PNRR avremmo avuto anni di recessione, ma questi sono dati oggettivi, no? Di PIL creato dagli investimenti fatti grazie alle risorse del PNRR, che hanno generato un PIL senza il quale l'Italia sarebbe stata in recessione, avrebbe avuto una crescita inferiore allo zero. Cosa ci lascerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Io credo che ci lascerà forse una maggiore competitività del sistema paese, perché, come diceva la dottoressa Sala, avere una sanità che funziona meglio, avere delle infrastrutture di trasporto migliori e completate, avere un paese più digitale, sicuramente aumenterà la competitività, quindi l'effetto del PNRR non sarà soltanto quello dei soldi investiti in questi 6 anni, ma sarà anche quello di lasciare un paese migliore. È vero, va gestito poi la fase di messa in esercizio delle grandi infrastrutture, delle grandi strutture che sono state realizzate col PNRR. Quello che vedo che manca è proprio da parte del governo un disegno di quello che sarà l'Italia senza le risorse del PNRR e infatti dal prossimo anno saremo nuovamente il fanalino di coda dell'Europa per crescita. La crescita è il grande assente nelle politiche economiche di questo paese, di questo governo, che ha fatto molto bene sulla parte di riduzione di spese e di avanzo primario. Ricordo che negli ultimi 25 anni questo paese, tranne 6 volte, è sempre stato in avanzo primario e il nostro però rapporto debito-PIL è sempre cresciuto e abbiamo continuato ad avere problemi sul deficit nel rapporto col PIL, non perché sia aumentato in valore assoluto, ma semplicemente perché non abbiamo fatto crescita. Questo paese ha un enorme problema di crescita, salvo un periodo limitato dove con investimenti ingenti però abbiamo sostenuto la crescita che è stato nel post-Covid. Sul caro benzina, diciamo, il governo era obbligato a misure tampone come quelle che ha fatto? Intanto poteva evitare di aumentare le accise nella legge di bilancio, no? Perché l'allineamento tra benzina e gas è figlio dell'aumento tra benzina e gasolio. E gasolio, sì, figlio dell'aumento fatto in legge di bilancio per allineare i prezzi che si poteva tranquillamente allineare abbassando e basta e non aumentando una, e anche perché abbassando e basta c'era bisogno di una copertura, così invece c'è stata. Sì, così invece ha fatto gettito però, perché non è stata una cosa a gratis. Il governo da quell'operazione ci ha guadagnato quasi 400 milioni di euro, quindi evidentemente sono soldi che poi i cittadini hanno pagato facendo i pieni di benzina e di gasolio, anzi di gasolio. In questo caso da gennaio fino ad adesso. Io credo che il Presidente Meloni abbia perfettamente ragione quando dice è la seconda volta che do ragione al governo sul PNRR. Non c'è niente di male. Su questa frase della Presidente Meloni. Fa onore a Patuanelli. Non possiamo dire ai cittadini che scorporiamo solo le spese di difesa. E io penso che lei debba prendersela con la persona che ha firmato il patto di stabilità,
che quindi ha blindato il percorso di spesa netta, con la persona che ha sostenuto e voluto il piano di riarmo europeo e con la persona che ha firmato il patto dentro la NATO per arrivare al 5% di spese militari. Il problema è che quella persona è lei stessa, quindi dovrebbe guardarsi allo specchio e dire: ma perché ho fatto questo? Perché in questo momento ho ingessato il paese, cosa che le abbiamo detto in tutte le salse, perché... E tra l'altro il nostro paese è stato quello che più di tutti gli altri ha insistito per lo scorporo delle spese militari, perché sapeva che altrimenti era impossibile raggiungere gli obiettivi fissati in sede NATO. Quindi noi abbiamo chiesto di arrivare a questa soluzione e oggi che c'è ci rendiamo conto della cazzata che abbiamo fatto, scusate il francesismo, perché siamo oggettivamente blindati da un percorso di spesa netta che per il nostro paese, più che per gli altri paesi europei, è devastante, perché ci blinda completamente la possibilità di fare interventi anticrisi e anticiclici. E quindi come ne uscirà il governo non lo so. Aggiungo che essendo ormai fra pochi giorni, fra qualche mese, il governo più duraturo della storia della Repubblica Italiana, sì. Essendo che Giorgia Meloni continua a dire in tutte le salse, in tutte le sedi, che grazie a lei questo paese finalmente ha una grande credibilità internazionale ed è ascoltato a livello europeo, qui oggi si gioca la partita vera della credibilità della Presidente Meloni, perché se non riuscirà a ottenere dall'Europa ciò che chiede, siccome diceva che la pacchia era finita per l'Europa, forse la pacchia è finita più per lei. Ecco. La Lega, che come dicevo è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, sostiene che l'ingresso di Kiev nell'Unione rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni. C'è davvero questo pericolo, secondo lei? Ma io credo che sul tema agricolo effettivamente una preoccupazione c'è e ci debba essere, e penso che è il primo punto da chiarire nel percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Cioè, io se dovessi dire un paletto da mettere molto forte, chiaro e inamovibile nella trattativa, è che intanto tutta la parte, diciamo, economica del sottostante la PAC rimanga nelle disponibilità dei 27 Paesi membri e non ci sia non venga intaccato in nessun modo da un percorso di adesione all'Ucraina. E poi serve ovviamente, il Presidente De Carlo diceva che per il mercato libero, io penso che forse il mercato regolato e in certe condizioni è meglio, bisogna mettere delle regole di mercato perché i prodotti ucraini non incidano sulle produzioni degli altri Paesi membri. Detto questo, io penso che se dovessi dire... Le piace l'idea dell'Ucraina membro dell'Unione Europea? No, io non siamo a prioristicamente contrari, ma l'abbiamo già detto, cioè bisogna capire le condizioni in cui questo accade. Chiaro, stiamo parlando di un paese che è ancora in guerra e che sicuramente non potrà avere i parametri economico-finanziari richiesti dagli altri per l'adesione all'Unione Europea, no? Mi sembra del tutto evidente, però anche su questo bisognerà fare qualche ragionamento. Quello che penso però di poter dire è che se dovessi chiedere un'accelerazione all'Europa, io accelererei sulla nomina di un inviato speciale per la pace che faccia da mediatore tra, anzi forse non ma una inviata speciale per la pace che faccia da mediatore tra una donna, Russia e Ucraina. Quindi escludiamo Draghi e Di Maio, quindi che nome avrebbe? Ma ce ne sono diversi, io credo che Angela Merkel potrebbe essere davvero una persona in grado di farlo. Sì. È cresciuta nell'est della Germania quando ancora l'est della Germania faceva parte dell'Unione Sovietica e diciamo parla russo. Laura... E pensa russo. Beh, pensa russo perché, nel senso, perché è madrelingua, nel senso non che la pensa come i russi. Che cosa significa a livello... Come De Carlo pensa Veneto. Prego. Come De Carlo pensa Veneto. E lei pensa friulano, no? Come si dice? No, Giuliano, pardon. No. Triestino. Giuliano.